L'abbiamo iniziato con la processione di Gesù appassionato per le vie e tra le case di un quartiere cuore della cittadella di Agrigento, il Rabato. Sulla via abbiamo vissuto l'incontro della madre addolorata con il figlio caricato dalla croce. Con loro abbiamo sostato sotto la croce e ancora percorse le vie della città. Adesso, quando l'oggi è già domani di un sabato di silenzio, in cui il seme caduto in terra marcisce per portare frutti di vita nuova, ci ritroviamo ancora con la madre addolorata e il figlio e sostiamo quest'anno dinanzi a Pilato, che ci mostra Gesù. Ecce homo, ecco l'uomo, un uomo sfigurato per essere l'uomo il suo affetto, e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere, disprezzato che è reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non avevamo alcuna stima. Pilato non riconosce in lui nessuna colpa, fattolo flagellare, intende lasciarlo libero. Sappiamo che non è andata così. Lavarsene le mani come Pilato è rimasto un modo di dire fino ad oggi. Un motivo ci sarà. Ecco l'uomo, di ieri, di oggi, di sempre. Quell'uomo di cui il salmista dice: che cos'è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi. Davvero, l'hai fatto poco meno di un Dio. Di gloria e di onore lo hai coronato. L'uomo Gesù, esposto al pubblico scherno, beffeggiato da chi lo aveva osannato, è simbolo di tutti i popoli, di tutti gli uomini e le donne oppressi, in ogni angolo del mondo e in ogni epoca della storia, fino ai nostri giorni. Gesù appassionato ha attraversato le nostre vie richiamandoceli. Al suo passaggio ci siamo chiesti: io da che parte sto? Sono anch'io un oppresso? O sono un oppressore? O uno che se ne lava le mani? Chi sono gli oppressi, antichi e nuovi di questa nostra città? Chi sono gli oppressori di questo popolo? Ecco l'uomo della croce che dà la vita in pienezza. E chi segue Gesù, l'uomo Gesù, si fa anche egli più uomo, tanto da poter dar voce a chi non ha voce, ai poveri di casa nostra e a quelli lontani, ai minori abusati, ai fratelli e alle sorelle sfigurati dalla guerra, orribile carneficina, a giovani e non solo, sfigurati dal consumo crescente di droghe infestanti, alle tante, troppe vittime di ogni violenza. Ecco l'uomo Gesù, in lui un umanesimo compiuto, un umanesimo concreto. Francesco ci insegna che la realtà è sempre superiore all'idea. Concretizzare significa parlare con la vita, trovando la sintesi dinamica tra verità e vissuto,